Neve e forti raffiche di vento, mezza provincia sotto la bufera, mattinata di passione sulle strade, lunghe code sul Terraglio e A27, emergenza rientrata in giornata, scongiurato il rischio ghiaccio. Il freddo prolungato previsto per i prossimi giorni però preoccupa gli agricoltori, le gelate notturne fanno slittare le semine e mettono a rischio ortaggi e mais. Macabra scoperta a Venezia, è rinvenuto il corpo mummificato di un professore di fisica in pensione morto in casa 7 anni fa, aveva insegnato anche al Duca degli Abruzzi a Treviso. Non vuole pagare la gita a Praga, viene picchiata e minacciata dalle figlie, il caso di Castelfranco sotto la lente del sociologo, nelle famiglie sempre più conflitti, i figli non sanno accettare i no. Elezione comunale di Treviso, l'ipotesi della superlista Zaia Gentilini prende sempre più corpo e incassa il via libera anche del segretario nazionale della Lega, D'Arè. Maniera e l'ombra della nuova Mara del Brenta stasera, torna Ring, in studio tra gli altri gli autori dell'ultima intervista a Faccia d'Angelo, l'ex procuratore Fogliadelli e la zia di Cristina Pavesi, vittima della ferocia della banda. Non solo Natale, esiste una tradizione anche per il presepe di Pasqua, tra i pochi a realizzarlo in Veneto, una appassionata di carbonera. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la nuova ondata di maltempo e freddo che si è abbattuta sul Veneto e anche nella Marca trevigiana. Neve, vento forte e disagi alla circolazione hanno caratterizzato gran parte della mattinata e la prima parte della giornata, poi emergenza rientrata nel pomeriggio, ma i disagi ci sono stati, sentiamo. La primavera si fa attendere, anche la Marca questa mattina si è svegliata imbiancata, vento di bora, fiocchi bianchi e colonnina di mercurio impicchiata come in pieno inverno. La forte pioggia della notte si è trasformata in neve all'alba, precipitazioni più copiose in collina e nell'area sud-orientale della provincia di Treviso, in dissolvimento nel corso della giornata. Disagi alla circolazione al mattino, lunghe code in A27 da Belluno fino a Venezia, anche per alcuni incidenti in A4 che hanno attivato il bypass autostradale della A28, riversando a Conegliano il traffico pesante, ma code e rallentamenti si sono verificati anche sulla rete viaria minore dal Terraglio alla Pontebana. Il forte vento ha abbattuto un albero a Santabona nella notte e stamattina ha fatto inclinare pericolosamente un palo del telefono a Cavrie. La situazione è migliorata nel pomeriggio, ma le temperature decisamente inferiori alla media del periodo ci accompagneranno anche nei prossimi giorni. Prevarrà l'aria fredda, l'aria di bora, quindi le temperature rimarranno al di sotto della media, però non dovremmo assolutamente avere più precipitazioni di carattere nevoso, almeno in pianura. Traschiarite da nuvolamenti il resto della settimana, fino a sabato non sono previste ulteriori precipitazioni. Verso le Palme, verso domenica dovremmo avere un peggioramento, quindi una situazione di possibili brevi precipitazioni. Rimane, seppur moderato, il rischio di qualche gelata nelle ore più fredde. Ma a metà settimana con dei rasserenamenti maggiori durante la notte ci sarà dispersione di calore, quindi potremo avere ancora qualche breve attimo di sotto zero. Una situazione sicuramente inusuale, quella della neve nella seconda metà di marzo, ma non così rara, visto che negli ultimi 25 anni, secondo i dati dell'ARPAV, si sono registrati 12 episodi nevosi in pianura, gli ultimi il 1° marzo di quest'anno ed il 25 marzo del 2013. Fin qui la situazione della viabilità e le previsioni, ora però le inevitabili ripercussioni anche sul mondo agricolo che sta già scontando un 2018 che non ha ancora permesso di lavorare i terreni. La nevicata di oggi conferma un'annata tutta in salita per l'agricoltura veneta. Neve e freddo a metà marzo stanno colpendo le semine con terreni umidi e freddi che non si possono lavorare perché le temperature notturne gelano i campi. La gelata della scorsa settimana, le piogge durante tutto il mese, le piogge e la gelata di oggi praticamente hanno chiuso completamente la possibilità di seminare le biete, per cui è probabilmente un raccolto che andrà perduto. E questo è solo un esempio del settore orticolo, ma il pericolo è anche la semina del mais, alimento primario per gli allevamenti di latte e carne veneta. Si spera che cambi il tempo per le semine del mais che ormai sono imminenti, per cui si deve asciugare il terreno per poter fare delle buone semine. E non sono solo questi i fronti su cui combatteranno gli agricoltori trevigiani e veneti. Timori per i frutteti, in particolare per i peschi in alcune zone già fioriti. Sicuramente i frutteti precoci, che ne so, albicocche per dire, o anche alcune varietà di pesche, può darsi che risentano del freddo, anche perché per i prossimi giorni
prevedono delle gelate notturne e mattutine molto forti, per cui sicuramente saranno probabilmente in pericolo. L'unica produzione che non dovrebbe risentire delle condizioni meteo è quella vitivinicola e in particolare del Prosecco. Per la vite o altri fruttiferi al momento non ci sono grossi problemi, però nell'insieme del comparto per la lavorazione dei terreni e quant'altro siamo abbastanza indietro proprio perché il tempo non ci ha dato tregua. Adesso apriamo la pagina della cronaca con una vicenda davvero incredibile. Morto in casa da 7 anni senza che nessuno se ne accorgesse, fino a ieri quando un vicino ha fatto la macabra scoperta. È caduto a Venezia, il corpo mummificato sarebbe quello di un insegnante di fisica in pensione, docente 30 anni fa anche al Duca degli Abruzzi di Treviso. Apparterrebbe a Lelio Baschetti, insegnante in pensione, docente del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso. Fino alla fine degli anni 90 il corpo mummificato rinvenuto ieri pomeriggio all'interno di un'abitazione di Dorso Duro a Venezia. Oggi avrebbe 75 anni, ma il decesso, forse nel sonno, potrebbe risalire, stando a scontrini e bollette, addirittura al 2011, quando di anni ne aveva 68. Casa in abbandono, quella di Santa Marta, in cui sembrava non esserci più nessuno. Intestata a Baschetti, che dal 2013 era stato classificato come irreperibile dal Comune di Venezia perché di lui apparentemente non si avevano più tracce. È stato un vicino a fare la macabra scoperta e ad avvisare i carabinieri del nucleo natanti. Abituato a vedere questa abitazione sempre chiusa da molti anni, si è insospettito perché nella giornata di ieri si è accorto che la porta d'ingresso era semi aperta, quindi pensando che magari si fosse introdotto all'interno qualcuno, insomma, che non volesse magari anche occuparla abusivamente, ha pensato appunto di verificare. E a scoprire su un letto al pian terreno il corpo. Tutto intorno degrado e sporcizia dovuti anche al trascorrere del tempo. Si tratta di una persona comunque che viveva da sola, ci riferiscono abbastanza riservata, e quindi è verosimile, insomma, che anche i vicini magari abbiano, insomma, anche creduto che il soggetto si fosse magari trasferito altrove, non vedendolo da parecchio tempo. Nessun segno di violenza sulla salma, che è stata trasportata per ulteriori esami all'obitorio dell'ospedale civile di Venezia. Si cercano dei parenti per l'identificazione definitiva. Non sarà semplice vista l'evidente solitudine in cui viveva il pensionato. Essendo anche celibe, verosimilmente non aveva, insomma, parenti prossimi che ovviamente si sono poi accorti della sua scomparsa. Ed ora una vicenda che sta facendo discutere, quella di una mamma nella zona castellana che è stata picchiata e minacciata dalle figlie perché non voleva pagare la loro gita, la loro vacanza a Praga. Un caso appunto che fa discutere. Abbiamo sentito anche l'opinione di un sociologo. Picchiata brutalmente minacciata con un coltello perché si era rifiutata di fornire il codice della carta di credito non a ladri o rapinatori ma alle sue 2 figlie di 17 e 20 anni. L'episodio sconcertante si è verificato in un comune della Castellana e risale a circa un mese e mezzo fa, quando le 2 ragazze, dopo aver deciso di voler trascorrere qualche giorno di vacanza a Praga, hanno chiesto alla madre il codice della carta di credito per pagare online. Al rifiuto della donna, violentissima la reazione delle figlie, schiaffi, pugni. La mamma ha cercato di sottrarsi alla furia delle ragazze, ma è stata bloccata e minacciata con un coltello. Alla fine la donna è riuscita a divincolarsi ed è corsa all'ospedale di Castelfranco, dove i sanitari l'hanno medicata. 7 i giorni di prognosi per lesioni fortunatamente lievi, anche se le ferite veramente gravi sono quelle nell'animo della mamma. Dell'episodio sono stati informati anche i carabinieri. Le 2 ragazze sono state denunciate per lesioni personali, minacce e violenza privata in concorso. Una vicenda inquietante che induce ad una riflessione sulla famiglia di oggi e sui rapporti tra genitori e figli. Un fatto doloroso in cui c'è una figura materna che è stata presa, io userei l'immagine come una mamma salvadanaio, e questa mamma salvadanaio dovrebbe avere il dovere di finanziare le spese delle figlie. Aspetti educativi ed anche capacità da parte dei genitori di non assecondare sempre le richieste dei figli. Mancanza anche di risposte che in lingua italiana sono molto corte e si chiamano no. Cioè del fatto che alle richieste dei figli, fin da piccoli chiaramente, qualche volta è educativo, molto educativo, dire un no perché no, ma un no motivato. Ecco, anche il no ha una forte valenza educativa.
Ed ora il duplice delitto di Cison di Valmarino, mentre il legale dell'accusato Sergio Papa valuta il ricorso al riesame. I carabinieri del RIS sono al lavoro sul materiale sequestrato nella casa della famiglia del presunto assassino. Telefoni cellulari e computer al setaccio dei carabinieri del RIS sono quelli che gli investigatori hanno sequestrato nella casa della famiglia di Sergio Papa a Refrontolo in cerca di elementi che supportino il quadro accusatorio nei confronti del 35enne ritenuto il responsabile del duplice massacro di Rolle. Sequestrati su disposizione della procura anche i cellulari dei genitori e dei fratelli, affidati a un esperto che dovrà cercare di recuperare anche eventuali tracce di conversazioni o messaggi cancellati. 60 giorni per dare una risposta, allo stesso tempo che il RIS ha a disposizione relativamente a eventuali impronte e tracce biologiche sulla scena del delitto. Papa, rinchiuso in carcere a Santabona, continua a negare di aver ucciso la mattina del 1° marzo i coniugi Loris Nicolasi e Anna Maria Niola nella loro casa di via Marzolle, massacrati a colpi di roncola e lasciati senza vita nel cortile dietro l'abitazione. Fino a giovedì il suo legale, l'avvocato Pier Giorgio Oss, ha tempo per presentare istanza di modifica della misura cautelare al Tribunale del Riesame di Venezia e chiederne la scarcerazione. Operazione antidroga dei carabinieri di Conegliano e Godega di Sant'Urbano, 2 ventenni di San Pietro di Feletto arrestati e un terzo segnalato alla prefettura. I militari li hanno bloccati in auto durante un controllo e dopo aver scoperto loro addosso dello stupefacente hanno proceduto alla perquisizione nelle rispettive abitazioni. Qui sono stati sequestrati in tutto 320 grammi di hashish, 200 grammi di marijuana, 12 di ketamina e 1 di MDMA, oltre a 5.000 euro in contanti, provento dello spaccio e materiale per il confezionamento. Adesso la politica trevigiana in vista delle elezioni comunali amministrative che dovrebbero tenersi domenica 27 maggio. Dopo il risultato delle politiche e un abbassamento generale dei toni, pare che in settimana al K3 sarà sottoscritta la lista del governatore e dello sceriffo, la lista Zaia-Gentilini, insomma sempre più vicino l'accordo benedetto anche dal segretario regionale D'Arè. Avevo avvisato i cittadini. La lista del governatore e dello sceriffo. E questa è la svolta della Gentilini Story, con l'ex sindaco a capo della lista Zaia alle prossime amministrative per Treviso di fine maggio. È una condivisione di persone che sono comunque all'interno della Lega, che hanno avuto visioni diverse in questi periodi, anche contrapposizioni forti, ma che adesso bisogna mettere da parte divisioni e modi di pensiero e pensieri diversi, ma con un unico obiettivo: riconquistare la città di Treviso. La svolta dovrebbe concretizzarsi in settimana al K3, dove Gentilini, Beppi Basso, il portiere Sando Zampese incontreranno i vertici del partito. Si deve decidere in una riunione di sezione, con la sezione di Treviso, presenti naturalmente il segretario provinciale Dimitri Coin, Candura, e naturalmente con Mario Conte, e là si decideranno i dettagli di questa operazione. Il segretario non conferma né però smentisce la presenza alla riunione anche del governatore Zaia, vero motore dell'intesa. I rapporti tra i vari componenti della città di Treviso si sono sempre tenuti e fatti. Adesso bisogna chiudere una volta per tutte queste chiacchiericci e queste contrapposizioni. Incontro dove verrà definito e sottoscritto tutto, ad iniziare dai ruoli, in caso non impossibile, visti i precedenti, che la lista del governatore e dello sceriffo abbia più consensi di quella leghista. Per questo il segretario è categorico su possibili distinguo. Ma guardi, all'interno della lista Zaia e della lista Lega ci sono comunque uomini della Lega, non cambia niente. Ieri intanto l'Assemblea provinciale del Partito Democratico, un Partito Democratico che ha analizzato la sconfitta e guarda avanti. Rimboccarsi le maniche e concentrarsi sulle amministrative. Il PD della Marca, dopo la batosta elettorale, riparte da qui. Grande partecipazione ieri all'Assemblea provinciale del Partito Democratico, tanto che alla fine si è deciso per una seconda puntata per consentire a tutti gli iscritti a parlare, una trentina, il loro intervento. Un momento di riflessione e di ricostruzione necessario, ancorché faticoso. È un po' come una squadra di calcio che dopo una sconfitta si ritrova, si riunisce per capire le ragioni del risultato negativo e per trovare le motivazioni per
ripartire con maggiore forza. Ripartire dal lavoro per creare un'alternativa credibile ed intercettare le istanze dal territorio che evidentemente nell'urna delle politiche hanno preso altre strade. Quel che è certo, ed è il dato più rilevante del voto, è che per la prima volta dal dopoguerra la Marca non ha un rappresentante del centro-sinistra in Parlamento, ed anche questo dovrà essere necessariamente sul tavolo domani a Roma nell'incontro previsto tra il segretario reggente Martina ed il segretario provinciale. Ci si concentra dunque sul territorio per le prossime sfide, anche se le vicende nazionali non possono essere ignorate, e da Treviso il segnale a Roma è chiaro. Dalla discussione provinciale è emerso che la maggior parte degli iscritti vorrebbe stare all'opposizione, e sarebbe giusto stare all'opposizione perché molte delle idee della Lega e dei 5 Stelle non sono le nostre. Dal PD al Movimento 5 Stelle, che guarda con ottimismo alle comunali di maggio, lancia anche frecciate agli avversari. Lista dei candidati a Palazzo dei 300 ormai pronta, così come il programma. I 5 Stelle portano avanti una campagna elettorale rinvigorita dal risultato del movimento a livello nazionale. Le sensazioni che abbiamo sono molto buone, soprattutto dopo le elezioni nazionali che hanno premiato il movimento. La sensazione che abbiamo è che la gente abbia davvero percepito che il movimento possa essere una forza capace di governare e non solo di protestare. Gruppo trevigiano per nulla scalfito dai malumori denunciati con un post su Facebook da Anita Boncelli, attivista da oltre 10 anni, che ha annunciato di non volersi candidare alle amministrative di maggio. Questa persona è già da un po' che non frequenta il nostro gruppo. Noi stiamo continuando a lavorare sul programma e questo è il nostro compito, non ci interessano altre questioni. Quanto alle grandi manovre negli altri schieramenti, lo Sapio è critico. Vediamo invece che più che sulle idee ci si sta concentrando molto su spartizioni di posti in lista, posti in giunta, e mi riferisco in particolar modo a questa telenovela che è legata soprattutto al centrodestra qua a Treviso. Pare che gli unici interessi siano legati a questi aspetti, non vedo parlare di idee. Ce n'è anche per il centrosinistra, che predica bene, dice il candidato grillino, e razzola male. La testimonianza credo che sia quello che è successo recentemente, ieri, a proposito del centro commerciale sulla Feltrina, una forza che parla di cemento zero e poi è quella che di fatto dà il via a operazioni di questo genere. Abbiamo visto una Marca alle prese con il gelo e il freddo, ma è anche una Marca alle prese in questi giorni con il rischio asciutta per molti canali della Marca. È un rischio imposto perché sarà il risultato di una sperimentazione del Consorzio Piave con l'applicazione di una normativa europea contro lo spreco d'acqua. L'Europa ha imposto agli Stati membri, comunque all'Italia, già dal 2000 di passare a un deflusso minimo ecologico. È l'ennesima indicazione che arriva da Bruxelles: standardizzare l'utilizzo dell'acqua prelevata dai fiumi per evitare spreco e soprattutto inaridimento dei corsi naturali. Nel nostro specifico il caso Piave è emblematico, anche se in molti casi più che il prelievo dei consorzi è l'acqua drenata dai bacini elettrici a rendere pietraia il corso del torrente fiume. Ma tant'è, e l'Europa anche in questo aspetto è irremovibile. Ha dato 4 anni di tempo di sperimentazione per sperimentare appunto cosa potrebbe succedere. Il nostro obiettivo è quello di sperimentare cosa potrebbe succedere per poi, assieme di tavoli tecnici e istituzionali, trovare le forme per dare una risposta per un nuovo equilibrio idrico di questo territorio. Ecco perché già in questi giorni, ma soprattutto nei prossimi fino a fine marzo, inizieremo a vedere livelli abbassarsi e canali asciugarsi. Una sperimentazione che vuole vedere l'impatto della direttiva europea sull'intero sistema idrogeologico della Marca, che in pratica significa meno acqua non solo nelle canalette plurisecolari della Brentella, ma anche nel Sile, con rischio asciutta per Giavera, Limbraga, Piavesella, e di conseguenza problemi per le città che utilizzano i canali per il deflusso fognario, centro storico trevigiano, solo per fare un esempio. Credo che, come tutte le problematiche, possono essere viste come opportunità quindi per tutti di intervenire su queste problematiche una volta per sempre ed avere l'opportunità di dare una risposta definitiva. Ecco perché continuiamo a dire che non è un problema del consorzio, degli agricoltori, ma è un problema del territorio. Adesso la pubblicità, poi sport e tradizioni. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, per parlare del basket e per parlare della grande vittoria in trasferta della De Longhi sul campo della Fortitudo.
Missione compiuta, seconda parte. Chiedete ai tifosi trevigiani quanto è dolce una vittoria contro le due prime della classe. Con Trieste compito eseguito, ma contro la Fortitudo la sfida era carica di altri significati. Bestia nera se ce n'è una per Treviso, eppure la De Longhe riesce nell'impresa di violare la Tana del Lupo, il Paladozza, conquistando punti che consolidano il terzo posto in classifica dietro proprio a Trieste e Bologna. 78-82 per coach Pilastrini e i suoi scudieri, Brown su tutti, prestazione da urlo con 22 punti e 11 rimbalzi, seguito da Swan, Sabatini e Fantinelli, quest'ultimo con la mira sbilenca ma tanto lavoro sporco, 7 rimbalzi e 6 assist. Si gioca con il lutto sulla canotta per ricordare il grande Henry Williams, idolo dei tifosi trevigiani scomparso da appena 47 anni. E non c'è miglior dedica di una vittoria importante che arriva dopo una gara nella quale la Treviso Basket parte a razzo già nel primo quarto, scavando il solco e resistendo al ritorno perentorio della Fortitudo. Mancinelli e McCamey fanno il possibile per rimettere in sesto Bologna, ma Treviso è d'acciaio e riesce a portare a casa la gara. Un messaggio importante per tutti in chiave playoff e anche in vista della prossima sfida, il derby del Nord-Est contro Udine, appaiata a Treviso proprio nella stessa posizione in classifica. Tradizione adesso, chi lo dice che il presepe è solo del periodo natalizio? Guardate cosa abbiamo trovato a Carbonera. Se pensavate che il presepe si fa solo a Natale, vi sbagliate, e chi entrerà nella chiesa di Mignagola ne avrà la prova. Le statuine in ceramica, le case, le palme, i fondali. È da più di un anno che Cristina Zaniol si è impegnata per la sua realizzazione. Questo presepe è una novità perché lo fanno in pochi. È diversi anni che cercavo di farlo perché secondo me era qualcosa di diverso, non sempre il solito presepio, e allora quest'anno assieme con altre persone ho cercato di presentarlo alla parrocchia. Nel presepe di Pasqua viene raffigurata tutta la passione di Cristo, l'ultima cena, Gesù nell'orto degli ulivi, Cristo giudicato da Pilato, la crocifissione, la morte e la sepoltura, infine la risurrezione. Queste belle statuine sono difficili da trovare, sono particolari, sono diverse dal solito. Non solo quelle di Natale perché appunto hanno un'altra raffigurazione. Per molti aspetti questa celebrazione è la festa più importante della religione cristiana, rappresenta il momento in cui Gesù Cristo è morto e risorto, dimostrando di essere realmente il Figlio di Dio. E visto che il presepe si fa per festeggiare la sua nascita, perché non farlo anche per celebrare la sua risurrezione? La gente mi ha fatto tanti complimenti perché è una cosa che loro non hanno mai visto. È un'idea nuova che potrebbe essere anche proposta in altre parrocchie. Siamo in chiusura, vi ricordo 20:10 fra pochissimo c'è la politica in primo piano perché ospite di Ferdinando Avarino è uno dei grandi protagonisti della sfida alle comunali di Cassugana 2018, ovvero Mario Conte della Lega, candidato sindaco di Treviso. E poi c'è Ringa alle 21:15, questa sera una puntata particolare perché parleremo del caso Maniero, faccia d'angelo e la nuova mala dopo le ultime dichiarazioni che hanno fatto discutere proprio di Felice Maniero anche sull'ipotesi di una nuova mala del Brenta. In studio l'ex procuratore Antonio Foedelli che fu in prima linea durante il processo alla mala del Brenta, Paolo Cagnan, condirettore dei quotidiani del gruppo Gedi che hanno realizzato l'intervista in esclusiva che ha fatto discutere in queste settimane, e poi Michela Pavesi, zia di Cristina Pavesi, vittima trevigiana della ferocia della banda nel 1990, aveva solo 22 anni, e poi interviste e filmati storici dell'epoca del processo di Maniero, ma non solo. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Dopo la neve torna il bel tempo asciutto e stabile sul Triveneto, tuttavia con la presenza di venti freddi sul nostro paese. Vediamo il dettaglio di martedì 20 marzo.
Sul Veneto sarà una bella giornata di sole, tempo asciutto ovunque, ampio soleggiamento dunque su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra lo 0 e i 3 gradi, massime tra 5 e 9 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà infatti una bella giornata di sole con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso. Le temperature minime saranno comprese tra 0 e 1 grado, massime tra 7 e 9 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qui sarà instabile con qualche pioggia e con locali nevicate, specie al mattino, ma migliorerà col passare delle ore. Temperature minime sui 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.